con le castagne, io. Ah, ok. Quest'anno è supererò. È supererò perché per forza di cose l'Avis che fa il supererò. Guarda, ci volevo. Voi che siete nati, quando sono nato io, Maurizio. Guarda, due personaggi ci piacevano. Goldrake e Zenobia. No, Perché aveva le tette grandi, maiale. No, lo so. Allora vi posso presentare prima naturalmente. Certo che sì. E allora, hanno già detto ormai tutto loro il tema. Goldrake direttamente da Marrubiu. Per voi, sul Mattisi de Gola, la Goccia Avis! Hai visto qualche lacrimuccia per questo di scappare? Non capita mai, però grande Fabrizio, vedi l'emozione. Assolutamente. Io in radio non dico sempre, quando ti capita, quando capita, allora prendi come uno spunto e devi invitare le persone a fare un gesto comunque un gesto di altruismo, perché noi abbiamo tanta necessità, in questo caso di sangue, per cui sai, devi invitare le persone a essere più sensibili, no? Ma poi Maurizio, quando magari non ti prende la vicina, non ti capita, magari non ci pensi, è proprio là invece che bisogna pensarci, perché bisogna donare sempre per salvare vite umane. Quindi facciamo un applauso al gruppo La Goccia, grazie, a Fabrizio che ha visto 2 lacrime perché vengono spontanee.